gruppo Ghiraldo e Autoin, concessionaria Peugeot e Citroën, ha inaugurato la nuova sede annuale in via Galilei. Già presente a Padova e a Este, prosegue il percorso di crescita e consolidamento nel territorio, ampliandosi ora anche nella provincia di Venezia, con un salone moderno e facilmente accessibile, orientato alla qualità dei servizi. Abbiamo raccolto un'importante eredità di Auto Venezia, che rappresenta il territorio da oltre 40 anni, e noi andiamo in continuità nel garantire la fiducia e il servizio che Auto Venezia ha sempre dato ai suoi clienti. Per noi rappresenta un passo molto importante nella direzione che abbiamo intrapreso diversi anni fa nell'azienda. C'è un grosso rinnovamento, un cambiamento di strategia, di visione, ed è un passo che ci porta sempre più vicino al nostro traguardo, che è essere i premium del mercato generalista, cioè servire sempre i nostri marchi che rappresentiamo storicamente, ma con un servizio di eccellenza e di qualità, con grande attenzione al servizio che diamo ai nostri clienti che ci scelgono. Non solo l'apertura di Noale, il gruppo arricchisce ulteriormente la propria proposta commerciale acquisendo l'esclusiva ufficiale per la rappresentanza di nuovi marchi, strategico per ampliare la gamma di prodotti e servizi e offrire soluzioni sempre più in linea con le nuove esigenze di mobilità del mercato contemporaneo. L'innovazione tecnologica dell'elettrico, dell'ibrido, del GPL, che nel nostro territorio è molto importante, ha frammentato il mercato, quindi per noi è molto importante poter essere presenti e competitivi su tutti i mercati e soddisfare tutte le possibili esigenze della clientela. Da maggio, possiamo dirlo ormai, rappresentiamo anche i brand di R-Tiger, e anche questo per noi è un grosso passo. Ampliamo la nostra offerta per andare a intercettare, soprattutto nel mondo del GPL, tutte le richieste possibili della clientela. Il gruppo continua a investire anche nel settore dell'usato e chilometro zero, mettendo a disposizione una selezione di oltre 200 vetture multimarca in pronta consegna. La richiesta è molto forte. La gente cerca sicurezza, fiducia e macchine certificate. Noi offriamo tutte queste cose, abbiamo molte vetture in pronta consegna, ci teniamo ad avere sempre uno stock molto fornito, e soprattutto abbiamo anche aperto un nuovo ramo dell'usato, che è l'usato selected, in cui abbiamo un usato in offerta di alta gamma, per andare a aggredire anche quella parte del mercato che è molto viva e c'è molta richiesta. Per noi l'importante è trasmettere fiducia alla clientela. Siamo sul mercato da oltre 80 anni come azienda, e quindi vogliamo essere un punto di riferimento. Con la nuova apertura di Noale, la famiglia Ghiraldo guarda al futuro con una spiccata visione imprenditoriale ed entusiasmo. Anni fa, quando i nostri colleghi del 46 si sono dati un obiettivo, io credo che fosse ripartire, no? Dopo quello che era successo. Oggi probabilmente per Farinetti è resistere, per quanto riguarda noi è esserci, essere a fianco alle imprese, essere a fianco agli imprenditori, seguire il momento e fare ciò che serve. Cosa? Ciò che serve. Non c'è una sfera di cristallo e non c'è una soluzione uguale per tutti. La parola d'ordine è esserci per non arrivare tardi alle sfide del futuro, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, ma anche il ricambio generazionale, oggi più che mai uno dei temi da affrontare durante i festeggiamenti per gli 80 anni di Ascom Confcommercio Treviso. È un cambio generazionale complesso, perché stanno cambiando i nostri imprenditori, i nostri collaboratori, stanno cambiando i nostri clienti e sta cambiando anche l'associazione con i suoi dirigenti associativi, e ecco, tutti questi cambiamenti insieme in un periodo in cui il cambiamento è più veloce rispetto alle nostre abitudini, questo rende tutto più complesso. Allora l'idea è questa: mettiamo tutto questo insieme, ma soprattutto facciamoli insieme questi cambiamenti. Non lasciare nessuno dietro e aiutare le imprese ad affrontare rivoluzioni identitarie, culturali ed economiche. Altro tema molto importante è quello della formazione continua, che non è la formazione obbligatoria o accessoria, è la formazione continua come leva strategica. Oggi non ci si inventa più niente, ci sono nuovi modelli organizzativi, nuove competenze, la tecnologia, nuove modalità di rapporto con i clienti.
Terzo e ultimo aspetto, non meno importante, l'accesso ai bandi alla finanza agevolata. Abbiamo delle imprese piccole, non hanno tempo e neanche le competenze spesso di accedere al mondo della finanza agevolata. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere presenti per trasformare le loro idee in progetti finanziati. Una società che cambia rapidamente, una città che deve dare risposte anche attraverso esempi virtuosi che imprenditori e scrittori portano nel territorio. Oscar Farinetti, ad esempio, che ama tornare in Veneto, ha un'idea per bypassare questo periodo, dove l'online la fa da padrone per ritornare all'on-land, come dice lui. Bisogna inventare un marketing nuovo, bisogna vendere un'esperienza, non solo del prodotto. Ci deve offrire qualcosa che il cliente si renda conto di quanto vale di più uscire di casa, andare in un negozio, acquistare, che non comprare da casa sulla scorta. C'è tanto da imparare dagli anziani come c'è tanto da imparare dai giovani, perché sono proprio cambiati i tempi. Questi sono momenti storici in cui l'anzianità non basta più a fare da grado, come è stato per tanto tempo. A questo è dovuto a un insieme, a un mix di rivoluzioni tecnologiche, sociali, anche politiche ed economiche.